Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Ci sono voluti 40 anni, ma ormai il Teatro Sociale di Badia Polesine è tornato all'antico splendore. Il 29 dicembre, infatti, la Piccola Fenice è stata aperta per una piccola anteprima ad un vasto pubblico, che ha dimostrato tutta l'attesa che circonda la prossima inaugurazione del teatro restaurato. Segno che i badiesi non vedono l'ora che uno dei maggiori gioielli della città torni finalmente a brillare e soprattutto a vivere. Proprio il caso di dire che torna a risplendere, perché è una vera meraviglia, un gioiello, un capolavoro di ebanisteria meraviglioso che ritorna alla città, ma credo al Polesine e al Veneto. Siamo riusciti a finire questo gioiello, credo che per Badia oggi sia una giornata di pura emozione, perché chi viene dentro qua non può non avere un groppo al cuore a vedere il teatro di Badia recuperato. Com'è questo teatro? Devo dire che ho trovato il teatro veramente, posso dire, una cosa splendida. Ecco, non mi aspettavo di vedere una Piccola Fenice, diciamo, qui a Badia Polesine. Il teatro venne costruito nel 1812 dal badiese Bartolomeo Dente, ma è dal 1905 che la struttura non ospita più alcuna opera. È grazie al professor Ivan Tardivello che negli anni 70 si iniziano a svolgere interventi di restauro su questo gioiello. Ed ora, grazie ai consistenti investimenti del Comune e a cospicui finanziamenti della Regione Veneto e della Fondazione Cariparo, questo lungo restauro è quasi giunto alla sua conclusione. Sono addirittura commosso, lo dico senza vergognarmene, perché per i badiesi è un grosso successo poter riaprire quello che era il salottino bello, il salottino delle feste di questa cittadina. Poi sarà utilizzarlo, questo teatro, un po' la sfida, no? Oltre ai spettacoli amatoriali che sono sempre graditi, vorremmo fare una stagione teatrale consona al livello del teatro. Un gioiello che rappresenta la vittoria di una sfida difficile, perché al giorno d'oggi, con le poche risorse che esistono, fare delle strutture così belle non è facile, e quindi va dato merito all'amministrazione per il risultato che hanno ottenuto. E un'altra sfida grande sarà quella di gestirlo in modo fruttuoso, in modo che diventi anche un motore per il livello culturale, per le iniziative culturali della città di Badia. Uno spazio che viene ridato alla comunità, non solo di Badia, ma all'intera comunità polesana. E l'impegno che abbiamo noi come amministratori locali è quello di fare in modo che questo spazio possa veramente essere un momento così di aggregazione, ma anche di sviluppo culturale per il nostro Polesine. Bisognerà ancora attendere qualche mese per l'inaugurazione ufficiale del Teatro Sociale, visto che i lavori non sono ancora completamente finiti, ma la nuova sfida, ora che il restauro è concluso, è quella di far tornare a vivere la Piccola Fenice con spettacoli all'altezza della prestigiosa cornice. Ai badiesi e al loro teatro.